Oggi giornata della memoria, manifestazione all'Istituto Anna Frank presso di Fontanelle, consegnate delle onorificenze ai familiari di soldati agrigentini deportati nei campi di concentramento. A Favara è stato ricordato Calogero Marrone. Scuole aperte ieri all'Istituto Fermi di Aragona e l'enogastronomico Gallo di Agrigento. Conclusi i lavori di riqualificazione urbana della piazza Concordia a Villaseta, effettuati lavori per circa 2 milioni di euro. Ennesima sconfitta dell'Acragas in trasferta per 4-0 con la squadra del San Cataldo, pareggio per il Casm Favara contro il Licata in casa. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di nostro TVA Notizie. Oggi, nell'80° anniversario della morte di Anna Frank, l'istituto a lei intitolato ha voluto ricordare il giorno della memoria. Per l'occasione sono stati consegnati onorificenze e medaglie a famiglie di soldati agrigentini deportati nei campi di concentramento da parte del prefetto di Agrigento. Ha seguito per noi l'evento il collega Eugenio Cairone. La giornata della memoria celebrata in una scuola, quella di Fontanelle, perché è importante parlare ai ragazzi sulle atrocità delle guerre e della Shoah in particolare. Bisogna fare di tutto perché quella di oggi non resti una semplice ricorrenza, ed è questa l'intenzione del dirigente scolastico Alfio Russo, che all'Istituto di Fontanelle ha radunato circa 400 alunni per una grande cerimonia alla presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, del sindaco Franco Miccichè, del questore e del comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del vicario generale della Curia Don Giuseppe Cumpo e dei sindaci dei comuni di Raffadali, Palma di Montechiaro e Santo Stefano Quisquina, i comuni dove erano nati i 3 militari finiti nei campi di concentramento. A ricevere la medaglia del Capo dello Stato le figlie di Francesco Leto, Giovanni Palillo e il nipote di Raimondo D'Andrea. Una cerimonia arricchita dagli interventi degli alunni che si sono esibiti in sintonia con il titolo della manifestazione, ovvero Costruire il futuro, dalla memoria alla pace. Il prefetto Caccamo ha avuto parole di apprezzamento per gli organizzatori e per i bambini di un quartiere che dimostra grandi potenzialità. È una giornata importante perché è vissuta in un quartiere di Agrigento che viene percepito come un quartiere di periferia, un quartiere marginale, quando invece oggi i ragazzi hanno dato una dimostrazione che questo quartiere lo vogliono far vivere, lo vogliono rivitalizzare, e proprio nel nome di Anna Frank, che porta proprio il nome dell'istituto, ecco, loro oggi hanno dato dimostrazione, come ho detto anche nel mio discorso iniziale, di un insegnamento agli adulti, perché dai ragazzi si veicola veramente oggi un messaggio molto forte, che nei loro diari di scuola vengono riportate belle parole, non quelle brutture che noi leggiamo nel diario di Anna Frank, ma spero che con la giornata di oggi, ecco, veramente i diari di questi bambini siano ricchi di belle parole che sono di speranza e di un futuro migliore, non solo per loro stessi ma per il quartiere che loro vivono. Signora, i vostri familiari hanno patito le atrocità della guerra? Allora, mio padre sì, è stato prigioniero in Germania, però non amava mai parlare della sua prigionia, forse per non riportare alla memoria momenti dolorosi e tristi, o per non incupire, diciamo, gli affetti. Praticamente questa cosa, diciamo, cioè a seguito di ciò, perché abbiamo poco materiale per quanto riguarda la sua prigionia, mia figlia ha fatto delle ricerche sia anche in Germania, dove appunto mio papà insomma è stato prigioniero,
Non abbiamo trovato un granché di materiale, però poi abbiamo un po' ricostruito questa cosa e quindi abbiamo avviato l'iter per ci hanno detto insomma che avrebbe ricevuto la medaglia d'onore in base insomma a questo fatto e quindi... Che ricordo avete? Avete dei documenti della famiglia? Sì, io ho dei documenti rilasciati dal distretto militare di Agrigento in cui c'è scritto che mio padre è stato internato in un campo di concentramento tedesco a Moosburg. Quindi è stato un periodo abbastanza brutto, vessazione. Un periodo brutto che oggi si ricorda per i giovani soprattutto. Esatto. Per non dimenticare quello che è successo tanto tempo fa. Ci sono state da parte nei confronti di mio padre vessazioni, è stato mandato a lavorare in una cava di pietra e quindi qualcosa di molto molto pesante per un ragazzo giovanissimo. Passato mio padre più di un anno chiuso in questo campo di concentramento. Distinguevo un ragazzo da un anziano, vestiti tutti uguali, ci tenevamo per mano. La nostra unica colpa era la religione, ma chi ci imprigionava non teneva opinione. In quei luoghi bui e freddi, per sempre mi sono addormentata e grazie al mio diario la mia storia non verrà mai dimenticata. E stamani, giornata della memoria, si è voluto ricordare la figura di Calogero Marrone, originario di Favara. L'evento, voluto dalla stessa fondazione che prende il suo nome, è stato inserito nell'ambito della 9ª settimana della memoria che coincide con l'80° anniversario della liberazione dell'assassino di Marrone, che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole di Favara. Le interviste. Stamani, giornata della memoria, si è voluta ricordare la figura di Calogero Marrone, originario di Favara, un impiegato del comune di Varese che 80 anni fa, dopo aver vinto un concorso, si ritrovò impiegato all'anagrafe del comune stesso e da quella postazione riuscì ad aiutare un gran numero di ebrei a scappare in Svizzera fornendo loro dei documenti veri ma falsi. L'evento, voluto dalla stessa fondazione che prende il suo nome, è stato inserito nell'ambito della 9ª settimana della memoria che coincide con l'80° anniversario della liberazione dell'assassinio di Marrone e che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole di Favara. Sì, noi come ogni anno da più di 10 anni ormai a Favara facciamo la settimana della memoria. Una settimana intera dove le scuole con i loro contributi, le associazioni si ricorda la Shoah. Da qualche anno abbiamo un esempio in più da riportare ai nostri ragazzi che è quella di Calogero Marrone. Giusto tra le nazioni, medagliatore al merito civile, è stato un eroe favarese che al comune di Varese, grazie al fatto che era il capo dell'ufficio anagrafe, è riuscito a salvare centinaia di antifascisti ebrei, salvandoli da morte certa falsificando i documenti. Tra l'altro c'è anche una fondazione che ha supporto. Sì, io sono il presidente pro tempore perché il sindaco di Favara è il presidente della Fondazione Marrone che si occupa proprio di portare avanti i temi legati alla liberazione, alla Shoah e soprattutto far conoscere questo eroe dimenticato
a tutti. Quest'anno c'è stato un bel concorso letterario aperto a tutta la regione, l'anno prossimo prevediamo di farlo per la nazionale. Il premio è per i ragazzi un viaggio a Dachau, l'abbiamo fatto già l'anno scorso, un'esperienza memorabile. Anticipiamo che il 6 di marzo faremo un'iniziativa sulla giornata dei giusti dove proietteremo il docufilm prodotto proprio in questo viaggio. Qualcosa di importante. I ragazzi che sono venuti con noi hanno appreso tanto, hanno visto, hanno compreso e sono diventati insieme a noi testimoni di quella tragedia ed è questo nostro grande personaggio. Rosario Manganella della Fondazione Marrone, oggi si conclude la settimana in memoria di Marrone, appunto con questa iniziativa qui all'Istituto Guarino che coinvolge anche, oltre l'autorità, ovviamente anche gli alunni e i ragazzi. Sì, questo è il 9° anno in cui celebriamo la giornata della memoria. Abbiamo iniziato quasi in maniera silenziosa e man mano siamo andati crescendo in maniera esponenziale. Le scuole hanno aderito fin dall'inizio, per la verità, al nostro invito e hanno contribuito a rendere questa giornata una giornata, diciamo, di ampio respiro, tale da poter impegnare, diciamo, decine, forse alla fine centinaia, e se andiamo nel tempo, se mettiamo assieme tutti questi 9 anni nei quali abbiamo organizzato la giornata, la settimana della memoria, perché noi facciamo 7 giorni, sono circa diverse migliaia di ragazzi che hanno avuto modo di conoscerci, di conoscere che cosa è stato la Shoah, che cosa è stato l'Olocausto, che cosa è stato il fascismo, il nazismo, che cosa sono stati i campi di concentramento, i campi di sterminio e soprattutto che cosa è stato Calogero Marrone, un uomo giusto, un uomo che è stato anche insignito della onorificenza di medaglia d'oro al merito civile da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un uomo, diciamo, coraggioso, che ha sacrificato la sua vita per salvare centinaia di ebrei e di antifascisti, falsificando le loro carte d'identità e dandone una nuova per evitare che potessero finire nelle grinfie dei tedeschi e quindi poi portati nei campi di concentramento o addirittura assassinati, come è successo in pratica, diciamo, in tutta l'Europa, dove c'è stata poi, diciamo, la guerra e tutto quello che viene dopo. E oggi, nel giorno della memoria, si svolgerà alle ore 18 presso il foyer del Teatro Pirandello l'evento denominato International Holocaust Remember Day, una rappresentazione scenica curata dall'Associazione Culturale Concordia di Agrigento, con la regia curata da Angelo e Salvatore Cinque. Presenterà l'evento la manifestazione Margherita Trupiano. Giornata di Open Day era all'Istituto Fermi di Aragona. Le interviste. Open Day oggi all'Istituto Fermi Aragona per illustrare le tante opportunità formative. Ne parliamo con la dirigente scolastica Casalicchio. Sì, oggi è il secondo giorno di Open Day, il prossimo e l'ultimo sarà il 2 di febbraio. Questa è un'importante e preziosa occasione per far conoscere l'Istituto Fermi e quindi anche l'ampia offerta formativa che offriamo ai ragazzi e alle famiglie. Oggi le persone che verranno ad incontrarci saranno guidate in questo viaggio all'interno della realtà scolastica dai nostri docenti e anche dai nostri ragazzi. L'Istituto Fermi sicuramente è un istituto che mi pregio di rappresentare e soprattutto, volevo dire con un punto d'orgoglio, ultimamente negli ultimi anni ha realizzato un trend positivo di iscrizioni. Sicuramente questo è a testimonianza della qualità e dell'efficienza della nostra offerta formativa.
Il successo sicuramente è determinato da una serie di fattori che sono importantissimi. Prima di tutto i nostri diplomati riescono a trovare immediatamente un'occupazione all'interno delle aziende, e questo perché effettivamente escono dall'Istituto Fermi professionisti molto competenti. E poi una seconda motivazione è anche da ricercare nel fatto che l'istituto in 60 anni di storia riesce a instaurare delle reti veramente produttive anche con enti ed associazioni non solo del territorio di Agrigentino ma anche oltre. L'istituto consta di 3 sedi, questa è la sede principale che è la sede di Aragona, ma poi ci sono anche la sede di Favara e la sede di Racalmuto. L'istituto ha ben 9 indirizzi attivi, quindi questo fa capire l'ampia portata della nostra offerta formativa. Sono 5 indirizzi nell'istituto tecnico-tecnologico e 4 nell'istituto professionale. Gli indirizzi dell'istituto tecnico vanno dalla moda all'elettrico-elettronico, al chimico, alla meccanica e meccatronica e all'informatica, mentre invece per quanto riguarda l'istituto professionale abbiamo invece 4 indirizzi che sono l'ottico, l'odontotecnico, i servizi per la sanità che quest'anno si è arricchita del corso OSSE e la manutenzione e l'assistenza tecnica. Per quanto riguarda il nostro istituto, ogni indirizzo che io ho annunciato è dotato di laboratori che sono molto innovativi e sono molto attrezzati e moderni. Questo fatto di avere tutti questi laboratori permette ai nostri ragazzi di poter sperimentare il conoscere attraverso il saper fare, che è un approccio didattico importantissimo in quanto favorisce l'apprendimento ma rende anche i nostri ragazzi partecipi del proprio percorso formativo, e questo è perché la missione del nostro istituto è quello di creare dei professionisti che sono veramente competenti e anche dei ragazzi che sono dei cittadini consapevoli. I nostri ragazzi quindi non soltanto danno un apporto e hanno la possibilità, come dicevamo, di una volta diplomati di trovare un'occupazione immediatamente, ma hanno anche la possibilità di frequentare i corsi universitari e abbiamo vere e proprie eccellenze. In questo percorso è nostro obiettivo fondamentale porre al centro quindi di ogni nostra scelta i nostri ragazzi, lo studente, e farlo veramente vivere all'interno di un ambiente sereno, di un ambiente innovativo nello stesso tempo, e quindi di trovare il loro ambiente naturale. E non dobbiamo comunque dimenticare in questa offerta formativa anche il corso serale, che è la sede presso a Favara. Questo corso serale è sicuramente un'ampia opportunità per quanto riguarda le persone adulte, sia che hanno interrotto il percorso di studio che pure vogliono conseguire un nuovo diploma. Quindi diciamo che il nostro istituto, appunto, con questa offerta formativa così variegata, dà la possibilità di formare i nostri ragazzi a 360 gradi. Quest'anno abbiamo un'importante novità nel nostro istituto, che è quello del corso OS. Infatti l'USR Sicilia, insieme all'assessorato alla salute e all'assessorato dell'istruzione e formazione professionale della regione siciliana, hanno stipulato un accordo che prevede, a partire dall'anno scolastico 2024-25, per le classi terze dell'indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale, l'avvio dei percorsi formativi per la realizzazione e il conseguimento della qualifica di OS. È un'importante novità perché dà la possibilità ai nostri studenti di poter conseguire la qualifica e nello stesso tempo seguire il proprio percorso. Infatti le attività si svolgono contestualmente al percorso curriculare mattutino e i ragazzi vengono riconosciuti dei crediti in termini di ore che vengono detratte dal monte ore complessivo necessario per il conseguimento della qualifica, che vengono svolti dai docenti titolari, curriculari, e il percorso andrà integrato con altri insegnamenti, altre ore che saranno sviluppati da esperti del settore, che saranno dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari, che vengono individuati dall'accordo stesso. È un'importante iniziativa che vede lo sviluppo di un modulo di base di 200 ore, un modulo professionalizzante di 250 ore
100 ore di esercitazioni pratiche per concludersi poi con un tirocinio di 450 ore. Il monte ore complessivo quindi rimane sempre quello delle 1000 ore. Il tirocinio andrà svolto però al raggiungimento della maturità perché è necessario che i ragazzi siano maggiorenni, quindi sarà svolto dopo il conseguimento del diploma, dopo che i ragazzi avranno conseguito il diploma dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Sarà svolto in strutture, in servizi che vengono individuati sempre dall'intesa. È una grossa opportunità che arricchisce la nostra offerta formativa, che dà uno sbocco occupazionale ai ragazzi che acquisiscono delle maggiori competenze capaci di poter affrontare qualsiasi bisogno della persona, bisogno e soddisfare qualsiasi bisogno psicofisico della persona. In questa scuola il messaggio che vogliamo fare passare è che è importante l'unicità, la diversità, e che ogni ragazzo e ragazza diverso, unico, è speciale e può contribuire per tutti. E questo è uno dei tanti luoghi della nostra scuola, un luogo dove i ragazzi per qualche minuto possono trovare uno spazio anche di silenzio, di accoglienza, possono utilizzare dei bagni confortevoli, ma in questa scuola ci sono diversi laboratori. Abbiamo laboratori ottici, odontotecnici, abbiamo la musica, abbiamo laboratori linguistici, informatici, chimici, dove tutti i ragazzi possono lavorare insieme. Siamo all'interno del laboratorio di sistemi e del reparto tecnologico della scuola. All'interno di questo laboratorio mettiamo in pratica tutto ciò che prima osserviamo e simuliamo attraverso i programmi. E qui per esempio veniamo a determinare quelle che sono le apparecchiature e studiare le apparecchiature e le macchine, nonché i sistemi, sia dal punto di vista elettrico-elettronico che dell'automazione. Per esempio già iniziamo a programmare per quanto riguarda il PLC oppure Arduino per mettere in pratica tutto ciò che poi i ragazzi affronteranno all'interno delle aziende e dei settori specifici del territorio ma anche nazionale. Abbiamo infatti delle testimonianze di ragazzi che si sono diplomati negli anni passati, che immediatamente sono stati inseriti all'interno di contesti lavorativi interessanti. L'Istituto Fermi non solo rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio per la preparazione dei suoi studenti a quelle che sono le professioni più redditizie e ricercate del panorama nazionale, ma anche una scuola che si distingue per l'importanza che dà all'inclusione, ai laboratori creativi, di musica, di teatro. I ragazzi hanno la possibilità di conoscere gli studenti delle altre classi, di socializzare, di essere educati alla cultura del rispetto e della bellezza. È scuola aperta anche all'Istituto Enogastronomico Gallo di Agrigento. Sentiamo la dirigente scolastica Giovanna Pisano. Open Day oggi all'Istituto Enogastronomico Gallo per dimostrare e far vedere ai tanti alunni che arrivano, ai tanti genitori, quali sono le opportunità che offrite. Oggi è un'altra giornata in cui la nostra scuola si apre al territorio per accogliere i ragazzi della scuola media, le loro famiglie e tutti coloro che vogliono conoscere da vicino l'offerta formativa della nostra scuola e nei suoi molteplici indirizzi. È sempre un piacere presentarci per quello che siamo al territorio agrigentino. I nostri laboratori sono aperti proprio perché vogliamo rendere i nostri ospiti, i nostri visitatori, i protagonisti di queste giornate. I laboratori sono il punto forte della nostra scuola, sia dell'istituto professionale indirizzo enogastronomico ma anche degli istituti tecnici, perché questi indirizzi coniugano in maniera sapiente la parte teorica dell'acquisizione delle conoscenze con la parte laboratoriale di acquisizione di competenze sul campo. E oggi vogliamo proprio che le persone che che ci vengono a trovare possano sperimentare le varie attività laboratoriali, mettersi in gioco.
Questo è lo scopo in fondo della scuola, creare persone competenti che acquisiscono quelle giuste abilità per inserirsi al termine del percorso scolastico nel mondo del lavoro e delle professioni o continuare gli studi universitari, in quanto sia gli indirizzi professionali che tecnici offrono proprio questa opportunità. Diciamo che lo scopo della nostra scuola è che cerca di mantenersi sempre al passo con i tempi, anche grazie all'arricchimento sia strumentale che didattico dovuto all'utilizzo dei progetti del PNRR, e rendersi sempre più rispondente ai bisogni dell'utenza, ai bisogni del mondo del lavoro. Questo senza perdere mai di vista l'attenzione per il ragazzo, l'attenzione per ogni singolo allievo che noi accogliamo all'inizio del percorso della secondaria superiore, e per poi affidarlo alla società o al proseguo degli studi, e con un metodo, con una competenza che gli permetta veramente di fare delle scelte consapevoli e di affrontare con una grande autostima, perché questo è importante, quello che sarà il suo mondo professionale. E dal prossimo anno offriremo anche al territorio e quindi anche ai nostri alunni la possibilità di completare il percorso della scuola secondaria di secondo grado, sia professionale che tecnico, con la frequenza dell'ITS Academy, che grazie a una convenzione con la fondazione ITS Sicani attiveremo qui in Istituto al Gallo, con il percorso Experience Manager della filiera agroalimentare. Questo perché? Perché noi del Gallo abbiamo questa visione della formazione professionale completa, che non lascia i ragazzi dopo il diploma, ma se loro lo desiderano può anche guidarli nell'acquisizione di la frequenza di un percorso altamente specializzante come l'ITS Academy, che lo porti a diventare veramente uno specialista a tutela del patrimonio materiale e immateriale del nostro territorio, perché acquisirebbe delle competenze dal punto di vista della programmazione, della gestione, delle attività della filiera agroalimentare, che sicuramente rappresentano un valore aggiunto altamente richiesto dal mondo del lavoro, specialmente in un territorio come la nostra provincia, come il nostro di Agrigento, il nostro territorio siciliano, che è veramente a vocazione turistica e quindi deve assolutamente puntare sui giovani per mantenere e anzi rivalutare sempre di più le ricchezze che dal punto di vista climatico, ambientale, anche gastronomico, tanto per collegarci a uno di quelli che sono gli obiettivi anche della nostra scuola, può fare veramente la differenza. E allora che dire, certo quelle giornate di Open Day sono importanti, però noi come scuola siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono saperne di più, vogliono essere anche guidati nella presentazione della domanda di iscrizione, per far sì che ogni singolo ragazzo si senta già accolto ancora prima di essere un nostro alunno. Ricordiamo l'appuntamento del prossimo Open Day. Il prossimo Open Day sarà sempre nella mattinata e nel pomeriggio del 1° febbraio, sabato 1° febbraio, e anche in quell'occasione presenteremo qualcosa di diverso e di nuovo per chi volesse venirci a trovare. Intitolata a Gian Giacomo Ciaccio Montalto, la barca Vega, affidata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Trapani, nell'ambito della campagna Mare di Legalità. Ce ne parlano i colleghi da Trapani. Io ringrazio la Lega Navale di Trapani e la Lega Navale Nazionale per questa iniziativa, perché è davvero importante nella terra di Sicilia ricordare i tanti magistrati che hanno dato la vita per questo lavoro, per questa funzione che è anche soprattutto una funzione morale.
e Gian Giacomo Ciaccio Montalto è stato uno dei primi magistrati requirenti in Sicilia a comprendere il fenomeno mafioso, a segnalare le difficoltà delle indagini su questo fenomeno mafioso, soprattutto in una provincia come Trapani in cui c'era una grande commistione, una radicata commistione tra la mafia e settori dell'imprenditoria e della politica. Gian Giacomo Ciaccio Montalto ha avuto anche delle intuizioni davvero avanzate sulle modalità di svolgere indagini nel settore mafioso, sulla necessità di inseguire il denaro, quindi i flussi finanziari, sulla necessità di individuare quei settori dell'imprenditoria che si prestavano al riciclaggio, sui flussi di denaro per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice. Tutto questo ed è stato anche il primo a ravvisare la necessità di un coordinamento tra i pubblici ministeri che si occupano di contrasto alla mafia. È stato lui, prima del suo giovane collega Giovanni Falcone, a parlare della necessità di questo coordinamento nazionale che poi è stato effettivamente attuato attraverso la Direzione Nazionale Antimafia. Quindi Gian Giacomo Ciaccio Montalto va ricordato perché è stato un magistrato illuminato, un magistrato appassionato, che non ha avuto paura di affrontare i rischi connessi a queste funzioni e che infatti è stato poi ucciso proprio perché aveva osato toccare dei gangli delicati delle organizzazioni criminali di questa zona. Le iniziative come quella di oggi ci fanno capire che la società civile vuole un cambiamento, che vuole superare quello che è stato il passato, quello che ha portato all'uccisione di magistrati come appunto Gian Giacomo Ciaccio Montalto e tanti altri magistrati siciliani. La società civile ha bisogno di ricordare perché ha bisogno di guardare al futuro con speranza. E il Consiglio Superiore della Magistratura, che io oggi rappresento in questa cerimonia, ci ha tenuto in modo particolare a partecipare proprio per ricordare la figura di questo magistrato, che deve essere un esempio per tutti i magistrati, soprattutto per i giovani, e perché la magistratura, soprattutto in alcune zone d'Italia, deve essere vista come una missione più che come un lavoro. Linea da regia per la pubblicità. Ad Agrigento, a Villa Seta, sono stati conclusi i lavori di riqualificazione urbana di Piazza Concordia per 2 milioni di euro. È stato eseguito il collaudo ufficiale delle opere. Il RUP, responsabile del procedimento, l'architetto Salvatore Di Salvo e il dirigente del settore pubblico Alberto Avenia hanno avviato la procedura di rendicontazione al Ministero. L'intervento ereditato dalle precedenti amministrazioni si è concretizzato sotto l'amministrazione Miccichè, ha trasformato la piazza in uno spazio moderno e accessibile, punto di riferimento di aggregazione per la comunità. L'appalto ha compreso la ricostruzione della pavimentazione, l'installazione di una nuova illuminazione pubblica, attraversamenti pedonali sicuri e la rimozione delle barriere architettoniche. Inoltre è stato effettuato il recupero delle strutture esistenti, restituendo alla collettività uno spazio pubblico, funzionale e decoroso e dei locali all'amministrazione comunale. Errante Parrino, di anni 77, cugino del defunto boss Matteo Messina Denaro, è attualmente ricercato dai carabinieri ed è considerato il principale riferimento del mandamento mafioso di Castelvetrano nel nord Italia. I colleghi di Trapani.
Paolo Aurelio Errante Parrino, 77 anni, cugino del defunto boss Matteo Messina Denaro, è attualmente ricercato. Non è stato trovato nella sua abitazione di Abbiategrasso quando i carabinieri hanno tentato di eseguire l'ordine di carcerazione. La sua assenza ha fatto scattare l'allarme, portando così le autorità ad ipotizzare una fuga organizzata. Errante Parrino è ritenuto dagli inquirenti il punto di raccordo tra il mandamento mafioso di Castelvetrano diretto da Matteo Messina Denaro e le attività della cosca trapanese nel nord Italia. La Procura di Milano lo descrive come una figura strategica che ha gestito comunicazioni riservate e coordinato decisioni cruciali per gli interessi dell'associazione mafiosa, mantenendo un filo diretto con il boss oramai defunto fino all'arresto dello stesso boss avvenuto il 16 gennaio 2023. Attraverso Errante Parrino passavano direttive fondamentali confermate da intercettazioni telefoniche e investigazioni sui summit mafiosi a cui avrebbe partecipato. Si ritiene che il suo compito fosse quello di mediare conflitti interni, mantenere l'equilibrio tra diverse famiglie mafiose attive in Lombardia e garantire la continuità delle attività illecite. La posizione di Errante Parrino è emersa nell'ambito della maxi inchiesta denominata Idra, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha portato alla luce una presunta alleanza tra mafia, 'ndrangheta e camorra operante in Lombardia. Con oltre 150 indagati l'inchiesta ha rivelato legami tra i clan siciliani e le loro ramificazioni nel nord Italia, coordinati anche attraverso personaggi come l'Errante Parrino. Nel 2023, tuttavia, il GIP Tommaso Perna ha ridimensionato le accuse avanzate dalla Procura, respingendo la tesi del patto intermafioso e accogliendo solo 11 delle 150 richieste di arresto. Errante Parrino, già condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa, ha visto confermato l'ordine di carcerazione della Corte di Cassazione nei giorni scorsi. Tuttavia, al momento dell'esecuzione del provvedimento l'uomo era già sparito. Secondo gli inquirenti, Errante Parrino rappresenterebbe una figura cardine all'interno del sistema mafioso lombardo. La sua vicinanza a Matteo Messina Denaro è documentata da rapporti familiari e contatti diretti. Nel corso delle indagini è emerso che Errante Parrino avrebbe ricevuto e trasmesso messaggi strategici tra i vertici mafiosi siciliani e quelli lombardi, fungendo da mediatore e coordinatore. La storia criminale dell'uomo non è comunque recente. Negli anni 90 era già stato condannato per reati legati alla mafia connessi alla gestione di attività illecite sotto la guida di Matteo Messina Denaro. Gli investigatori sottolineano come Errante Parrino fosse anche un riferimento per le amministrazioni locali con cui intratteneva rapporti preferenziali. Documenti giudiziari e intercettazioni evidenziano una rete di influenze che coinvolgeva anche funzionari pubblici e rappresentanti politici locali a cui si rivolgevano per ottenere benefici e appalti. Le autorità sospettano che Errante Parrino avesse pianificato la fuga in anticipo sfruttando una rete logistica costruita negli anni. Nonostante tentativi di rintracciarlo in Lombardia, si ritiene che l'uomo possa essersi rifugiato in Spagna o in altri paesi europei, dove esistono legami tra le organizzazioni mafiose italiane e i cartelli internazionali. Passiamo ora alle notizie sportive. Ulteriore sconfitta ieri per l'Akragas nella trasferta di San Cataldo per 4-0. Le parole dell'allenatore Favarin: ho sbagliato formazione. Ce ne parla meglio il collega Lentini. Nel campionato di Serie D Girone I, Akragas sempre più giù, perde pesantemente a San Cataldo per 4-0 ed ora con l'umore sotto i tacchi guarda al proprio futuro sperando in un miracolo calcistico. La compagine di sempre menomata nel reparto arretrato per alcune assenze importanti non riesce a frenare le folate offensive dei padroni di casa ed incassa una quaterna di reti che ha profondamente deluso i quasi 200 tifosi arrivati al Valentino Mazzola e speranzosi in un ben altro risultato. Le reti di Sene portano la firma di Montaperto, una doppietta di cui una sul rigore, poi l'altra rete è stata di Tedesco e quindi Gueye nel
pieno recupero. L'Acregas ha giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Modugno per doppio giallo. La classifica diventa precaria e mentre le dirette rivali guadagnano punti importanti, il distacco biancazzurro aumenta. E domenica prossima sarà sfida all'Essenetto contro la Nuova Egea. Questi i risultati della giornata: Castrum e Favara Licata 0-0, Città di Sant'Agata Siracusa 0-1, Locri Paternò 2-2, Nissa batte San Biase 2-1, e poi c'è Novigea Virtus Cireale 2-0, Pompei Vibonese 0-3, Ragusa Regina 0-1, Sangatadese Acregas 4-0, Scafatese Enna 0-0. Ed ora il dopogara con il tecnico Favarin che analizza la sconfitta. Mi sento solo di dire alcune cose perché non mi aspettavo chiaramente un risultato del genere. L'unica cosa che posso fare da parte mia è chiedere scusa a questi tifosi che ci hanno seguito, chiedere scusa alla società perché mi prendo io la responsabilità, perché sicuramente dopo la partita di domenica mi aspettavo una reazione diversa, una voglia diversa, una convinzione diversa di fare una partita certamente non semplice, in un campo non semplice, un atteggiamento sicuramente diverso da quello che noi abbiamo messo in campo. Mi prendo la responsabilità perché ho fatto delle scelte sbagliate che poi sono risultate disastrose e il risultato in parte è colpa mia. Sulla partita mister, forse due partite nella stessa, perché nel primo, anche se avete preso gol subito, siete rimasti comunque in partita, poi quei due gol in 3 minuti tra il 16 e il 18esimo. Vabbè, ma sono tutte purtroppo situazioni per colpa nostra. Non si può perdere una palla perché uno fa un dribbling in uscita, perde palla e si prende gol. Nel secondo tempo poi già ammonito, ti fai ammonire per un'entrata del genere, rimani in 10, poi è chiaro che resta difficile, però sinceramente con la squadra avrò modo di poterne parlare durante la settimana, perché cullare delle ambizioni con queste prestazioni forse siamo fuori strada. Chiaramente un momento un po' difficile, in anche errori individuali e anche di quell'espulsione si poteva gestire meglio forse? Gestire meglio, avevamo appena cominciato il secondo tempo, è chiaro che poi con l'andare del tempo si sperava di rimanere in partita e poi gli eventuali cambi potevano essere fatti, lui era già ammonito, quindi si poteva fare una considerazione diversa. Siamo rimasti in 10 subito, quindi non abbiamo avuto nemmeno il tempo di poterla fare. Però sono tutte cose a margine questi, gli errori li abbiamo commessi principalmente in maniera individuale, quindi la colpa è solo nostra, come è successo domenica scorsa in casa col Pro Favara, la colpa è solo nostra perché si è persa una partita assurda e quindi la colpa, quindi non andavamo a cercare tante scuse, tanti alibi, tante storie, la colpa è solo nostra. Martedì si riprende mister, con quali... Come si riprende martedì? Anche perché la situazione è quante speranze dà alla squadra? Ma non so io i risultati delle altre squadre, io guardo in casa mia, le speranze possono esserci se cambiamo atteggiamento, con questo atteggiamento, con questo atteggiamento che andiamo in campo, come con questi atteggiamenti che si affrontano certe partite, è difficile venire fuori da là sotto. Termina con un pareggio a reti inviolate il derby tutto agrigentino tra Castrum Favara e Licata. L'approfondimento di Giuseppe Moscato. Finisce a reti inviolate il derby tra Castrum Favara e Licata, partita valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Serie D Girone I, giocata ieri allo stadio Broccoleri di Favara. Una gara giocata con un bel contesto di pubblico, grazie anche all'iniziativa della società giallo-blu che ha dimezzato il costo del biglietto in gradinata acquistato in prevendita. Peccato per l'assenza dei tifosi licatesi che non hanno potuto seguire la loro
loro squadra in trasferta per il divieto imposto dalla prefettura. In campo un Licata affamato di punti per cercare di risalire la classifica, che la vede al terzultimo posto, e un Favara che vuole confermare il suo ottimo campionato e la scia di risultati positivi. Nel girone di ritorno, per esempio, non ha subito alcun gol. Il primo tempo ha visto un certo equilibrio tra le due squadre, per la verità poco incisive in avanti. Al 40° l'episodio che poteva cambiare le sorti della partita, ovvero l'espulsione di D'Andona per fallo, con il Licata che rimane in 10 uomini. Ma i ragazzi di mister Infantino non riescono a sfruttare la superiorità numerica, anche perché gli uomini di mister Pippo Romano si sono ricombattati, rendendo vano ogni tentativo d'attacco della formazione favarese. Nella ripresa Castrum Favara, potendo contare su un uomo in più, potenzia l'attacco, fa registrare una certa superiorità territoriale, ma spesso la manovra d'attacco risulta lenta e non riesce a trovare la via del gol. Insomma, una Castrum Favara un po' sottotono rispetto a quando ci aveva fatto vedere nelle partite precedenti. A fine gara il pubblico della gradinata rumoreggia un po' troppo e sembra che voli anche qualche accusa gratuita all'indirizzo dei giocatori favaresi, cosa che amareggia non poco il DS Longo e mister Infantino, che in sala stampa respingono tutte le accuse che respingiamo anche noi, in quanto questo Castrum Favara sta svolgendo un campionato veramente eccellente. Ricordiamo che è una matricola e si trova nelle posizioni alte della classifica, riuscendo a portare avanti il nome di Favara in questo importante campionato nazionale di Serie D. Ma ecco le riflessioni e le impressioni dei due mister, del presidente Marrone e del DS Longo. Se voi vedete il primo tempo, fino all'espulsione del giocatore, noi abbiamo giocato perché loro stavano giocando, nel senso c'erano più spazi, c'erano due squadre che se la giocavano e noi avevamo il predominio della partita. Quando sono rimasti in 10, si sono messi tutti dietro, non ci hanno più creato la possibilità di giocare in mezzo alle due linee, si sono messi 5-4, 5-3-1 e ci hanno tolto questa profondità e questa ampiezza che noi facciamo le nostre partite, e siamo andati un po' in difficoltà, anche perché qualche giocatore era acciaccato, qualche giocatore sceso in campo come Sandro e Calogero avevano dei problemini fisici, però noi non ci siamo mai lamentati, non ci siamo mai pianti addosso, abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo che alla lunga qualche giocatore la poteva pagare, continuiamo la nostra strada, abbiamo un'altra partita da fare, abbiamo tante partite da fare, se ci aiutano tutti insieme, prima possibile, tutti uniti, forse arriveremo prima all'obiettivo stagionale, poi vediamo. Se questa squadra esce dal campo dopo 16 partite, ha perso 2 partite, credo che qualcuno forse è in malafede. Dicevo, però la classifica va camminando, no? Abbiamo un punto in più, guardiamo l'aspetto positivo. Ma io sono sempre positivo, io so cosa stiamo facendo, non state parlando con uno sprovveduto, io so dove devo portare la barca e lo farò lo stesso, anche se c'è qualche stupido che mette in dubbio la nostra professionalità. Sì, per noi era oggi importante non lasciare punti e prendere punti, è stata una partita condizionata sicuramente dall'espulsione dopo sembra mezz'ora circa, no? Per cui abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo mai subito, credo che il Favara non abbia mai impensierito il nostro portiere, ma d'altronde anche noi non abbiamo costruito chissà che cosa, però noi eravamo in inferiorità numerica, dovevamo fare questo tipo di partita e i ragazzi sono stati veramente bravi perché si sono sacrificati, hanno lottato e sono riusciti a prendere un punto prezioso. Direttore, non ci è sembrato un buon Favara, ha giocato secondo me come se non ne credesse nelle proprie qualità in quello che ha fatto in questo inizio di campionato. Secondo me no, non è che tutte le partite possono riuscire alla stessa maniera. Favara gioca sempre come gioca, ha subito un po' la pressione anche del derby, perché non ricordiamo che questi ragazzi non si fermano
da 6 mesi, in continuazione, qualche giorno a Natale, sono umani pure loro, non dobbiamo essere preoccupati noi, abbiamo tante altre squadre che devono essere preoccupate delle squadre, quindi non vedo il motivo per cui ci stiamo allarmando così tanto. Niente, volevo fare delle precisazioni in merito a questa prestazione dei ragazzi che come sempre combattono su tutti i palloni. Oggi è una partita un po' sottotono, ci può stare, ogni tanto si trova qualche partita dove magari non c'è il piglio giusto. Forse a mio parere dopo l'espulsione, il fatto di essere in 10 per loro psicologicamente è subentrato magari una serietà mentale. Poi come tutte le partite si sono messi indietro in legata, difendendo in 10, quindi non si è trovato nessun bar, che è venuto un po' difficile. Ovviamente c'era pure il carico di tutta la settimana passata, e quindi non siamo riusciti a fare bene. Purtroppo non è riuscita nessuna giocata, nonostante ci abbiamo provato. Comunque è sempre da elogiare questa squadra, che già abbiamo raccolto 28 punti, nessuno se l'aspettava che oggi avevamo questa posizione. E un'altra cosa che devo dare merito alla città di Favara, dove la gradinata era abbastanza piena e l'appello fatto alla società hanno centrato e hanno anche incitato. Vediamo ora una sintesi fatta da Carmelo Lentini sui risultati del campionato di eccellenza e promozione. Ed ora i campionati di promozione e di eccellenza. Partiamo da quest'ultimo, tutto immutato in classifica generale nel torneo di eccellenza Girone A. Le due battistrada, Athletic Club Palermo e Città di Gela, hanno vinto convintamente i loro scontri domenicali, rispettivamente con il San Vito Lo Capo con il risultato di 3-0 e il Gela con il Castellammare fuori casa con lo stesso identico risultato. Unitas Sciacca e Parma-Unfalle invece è stata rimandata a data destinarsi per un infortunio all'arbitro. Per quanto riguarda invece il torneo di promozione Girone C, Camarat scatenato sul campo di San Pietro Clarenza, dove rifila alla malcapitata squadra di casa un risultato tennistico, vale a dire 7-0. Le reti portano la firma di Serio, una doppietta, poi Velardi, Noto, Di Marco, Marrone e Baio. Camarat che così tiene saldamente in mano la vetta della classifica e guarda al traguardo della promozione nel campionato d'eccellenza. E domenica prossima sarà sfida esterna con i cugini dell'Aragona, mentre il Giarre, che insegue a debita distanza, vuol dire 3 punti, sarà di scena a Serra di Falco. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Casteltermine si inceppa in casa con il Santa Domenica vittoria per 1-1. L'Aragona perde di misura a Nicosia per 2-1, malgrado il gol dal solito Gambino, mentre il Gemini vince il duello con il Serra di Falco con il risultato di 1-0. Il Gemini domenica prossima gioca ancora in casa con il riposto, mentre il Casteltermine osserverà un turno di riposo. Un'ultima notizia che ci arriva da Lampedusa: sono 2 maschietti di 3 anni e 2 anni, i cadaveri sbarcati ieri presso la camera mortuaria di Cala Pisana. A recuperarli in area SAR maltese a 53 miglia nautiche dalla maggiore delle isole Pelagie era stato l'equipaggio della nave ONG Sea Punk, che li ha portati poi trasbordati, così come altri 15 naufraghi sulla motovedetta della Guardia Costiera. I genitori dei bimbi morti annegati sono fra i sopravvissuti. Stando a quanto emerge dai racconti dei 14 migranti originari di Nigeria e Camerun, vi sarebbero 2 dispersi, tra cui un altro bambino poco più di 1 anno. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, mentre il telegiornale lo potete seguire sul canale 93 del digitale terrestre di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica alle 9 del mattino. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento all'edizione di domani.